A San Biagio Platani, nella splendida cornice delle architetture effimere degli archi d'estate, si svolgerà dal 10 al 12 agosto la Festa del Pane, una vetrina del turismo e dei prodotti agroalimentari desicani, sotto l'insegna della rete d'impresa denominata Sapere di Pane, Sapore di Olio, nata attraverso l'azione dei Galsicani, creazione di rete della filiera agroalimentare. La manifestazione accenderà i riflettori sulla qualità delle produzioni agroalimentari e sulle sinergie tra il territorio, turismo ed enogastronomia. Il paese si animerà a partire dalle ore 21 di giovedì 10 agosto con l'inaugurazione della manifestazione, quindi alle 21:30 la mostra mercato dei prodotti tipici locali e durante la serata sarà proposta anche una degustazione dei prodotti tipici sicani con la cottura degli archi di Pasqua e l'olio. L'evento sarà animato dalla street band Gli Ottoni Sicani, venerdì 11 agosto. Parallelamente alla mostra mercato dei prodotti tipici locali sarà proposto il laboratorio dimostrativo Mani in Pasta. Le maestranze realizzano il pane artistico degli archi di Pasqua, quindi uno show cooking con la preparazione dei piatti tipici locali che vede la partecipazione dello chef Alain Mangione del Caruso Restaurant e la successiva degustazione delle pietanze proposte. Quindi sabato 12 agosto alle ore 21:30 durante la mostra mercato dei prodotti tipici locali sarà organizzato un seminario dal titolo Un fiume di olio, riflessioni sull'olioturismo, gli oli del Platani in gara. Durante la serata allietata da Nino Manto con l'evento Musica in Piazza sarà altresì proposta una degustazione dei prodotti del paniere sicano con degustazione di guastelli e ricotta, guastelli e olio, torte con farina di grani antichi. Durante le 3 giornate sarà altresì possibile visitare le installazioni artistiche degli archi d'estate esposte lungo il corso Umberto dal 10 al 30 agosto. Le installazioni reintroducono alcuni elementi: mosaici di legumi, quadri di pane, lampadari, datteri di pasta, pannelli, insalici e canne intrecciate raffiguranti portali e navate di chiesa.